Italia, Lega Pro immagino siate abbastanza carichi, anche forse in virtù di quello che è successo domenica c'è un qualcosa in più per volerla andare a vincere e andare in finale. Sì, al di là della gara di Reggio, è normale che domani è una partita da dentro fuori, quindi dobbiamo cercare o di vincerla o di pareggiarla con più di un gol, insomma, quindi sappiamo che è una gara che ci darebbe l'opportunità di andare poi in finale, come noi penso che anche il Venezia ci teniamo a passare il turno. Immagino che insomma è vero che quello che è successo domenica è campionato e non è coppa, però un po' di voglia di trasformare la rabbia in prestazione positiva ci sia. Sì, noi abbiamo sempre comunque cercato di fare il massimo nelle prestazioni che andiamo a fare. È normale che è passato talmente poco tempo, domenica purtroppo si è già detto tutto di più e dobbiamo lasciarcela comunque alle spalle. Non è semplice, però domani è un'altra gara, il Venezia comunque non ha responsabilità, diciamo, su quello che è accaduto, non possiamo andare ad avere gesti isterici per una gara che sappiamo è una gara importante e sappiamo benissimo che è una gara da dentro e fuori, quindi questo è un po' il concetto. Come si affronta questa partita? Come l'affronterà il Padova? Ma la affrontiamo con le nostre caratteristiche e cercheremo di creargli più difficoltà possibili. È normale che sono gare particolari, nel senso che dobbiamo essere bravi, secondo me, e attenti, perché è una partita aperta a qualsiasi risultato, magari a non andare subito a cercare di ribaltare il risultato. Dobbiamo avere pazienza e giocarci il massimo delle nostre carte con le nostre caratteristiche che abbiamo. Ecco, il regolamento dice che voi per sperare di passare il turno dovete per forza segnare, questo intanto è un punto di partenza. Sì, di partenza che dobbiamo segnare, però la squadra di 0-0 ne ha fatti pochi fino adesso, quindi l'auspicio c'è e dobbiamo provare a fare la nostra gara. Stavolta le punte le ha, perché l'altra volta avevo dovuto adattare Bob a fare il trequartista dietro a Decenco. Nel frattempo passano le famigliole dei giocatori. Sì, nel senso adesso dobbiamo vedere Alfa che ha avuto ancora qualche problemino, infatti domenica è venuto in panchina ma non era tra virgolette a disposizione, dobbiamo verificare nell'allenamento di oggi. Gli attaccanti Caio, Cristian e Neto sono disponibili, quindi dobbiamo in questo momento usare, sempre pensando che comunque c'è anche il campionato, insomma, che non è finita secondo me. Ecco, questo è il discorso. Venendo al campionato, attualmente sono 8 punti, però mancano 10 partite, quindi insomma il Padova ci sono gli scontri diretti, il Padova insomma ancora le carte in regola per giocarsi. Io penso di sì sinceramente, anche dopo la gara che abbiamo fatto a Reggio. Non avevo dubbi, però è normale che devi sempre avere delle risposte sul campo e c'è stata un'ottima risposta contro una squadra forte, una squadra costruita per vincere e quindi abbiamo il dovere di non mollare, di continuare a crederci e di andare fino in fondo, insomma. Questo è un po' il mio concetto, al di là se il vantaggio in questo momento del Venezia è aumentato, però come vedete benissimo anche voi può succedere di tutto, il Forlì che riesce a pareggiare a Parma, il Sant'Arcangelo che batte il Pordenone. È normale che verso fine stagione più si avvicina a giugno, tante gare che sembrano scontate secondo me non lo sono, neanche da parte nostra. Certo. Sempre domenica dopo la partita hai avuto da dire con qualcuno che poi sei stato allontanato? Ma guarda, la partita di domenica ormai vi chiedo scusa se non sono venuto in sala stampa, ma ero un po' troppo arrabbiato, quindi ho preferito non venire perché ero veramente troppo carico. Quindi
se la lasciamo alle spalle dobbiamo prendere di buono quello che abbiamo fatto e pensare alla gara di domani. Fai anche rifinitura domani mattina o si decide tutto oggi, anche se hai idea magari di lasciare qualcuno a casa? No, oggi facciamo un allenamento importante, vediamo un attimino dopo la gara di domenica chi è a disposizione, e poi domani mattina non credo che faremo una sorta di risveglio neuromuscolare, penso di no, perché sennò rimaniamo troppe ore per arrivare alla gara, quindi penso di no, però ho la certezza a fine allenamento quando valuto con i ragazzi le condizioni. In linea di massima c'è l'idea di lasciare qualcuno a casa come nelle ultime partite di Coppa? In linea di massima penso di no, nel senso che nelle altre gare abbiamo sempre attinto dai ragazzi della Beretti. In questo momento, se ripeto le condizioni dell'allenamento di oggi ci portano ad avere tutti i giocatori disponibili, può essere che portiamo tutta la squadra. Vista la classifica com'è cambiata nell'ultima giornata, non solo per voi ma anche per il Parma, è evidente che se c'è, tra virgolette, una delle due squadre che abbia più bisogno di vincere la Coppa in ottica post campionato, questa è Padova. Forse qualche motivazione in più ce l'avete voi? Credo che comunque sia ormai sei vicino al traguardo, sei vicino alla finale, quindi è normale che al di là che la Coppa ti dà l'accesso come secondo posto, però noi siamo in corsa anche su quello, quindi penso che anche il Venezia abbia le stesse motivazioni, perché comunque è sempre un trofeo, ti porta ad aver vinto qualche cosa ed è normale che non venga snobbato né da parte nostra ma neanche dal Venezia.